Qui era seduta la signora. Sì, era qua seduta con un'altra signora e poi appunto quando si è alzata ha dimenticato il portafoglio, mi sono accorto e sono andato insomma a riconsegnarglielo e niente. Mi sembrava giusto fare una cosa del genere, tutto qua. Nel centro storico di Conegliano si è verificato un episodio che ha riscaldato i cuori e dimostrato che l'onestà e la generosità sono ancora ben presenti nella nostra società. Lorenzo Freschi, dipendente della pasticceria centrale di via 20 settembre, ha dimostrato tutta la sua onestà quando ha restituito senza esitazione il portafoglio dimenticato da una cliente affezionata. Il 27enne, senza neanche aprirlo, ha restituito il portafoglio alla donna, dimostrando che per lui l'importante era solo consegnare l'oggetto smarrito alla sua legittima proprietaria. Lei è rimasta piacevolmente colpita. Sì, perché poi appunto c'era una somma di denaro consistente all'interno e quindi non si era accorta di averlo dimenticato e quindi ha apprezzato il gesto. Quando la cliente ha ripreso possesso del suo portafoglio, ha scoperto che all'interno c'erano tutti i 360 euro, oltre ai suoi documenti e alle carte di credito. Questo gesto ha toccato profondamente la donna, che ha voluto ricompensare il cameriere per il suo nobile gesto. L'onestà di questo ragazzo va premiata, ha detto. E poi? Eh sì, c'è stata un... Le ha dato una mancia? Sì, mi ha portato una busta, io non ero qui presente nel momento che è arrivata, però poi me l'ha fatta recapitare. Questo gesto ha dimostrato che ci sono ancora persone come Lorenzo che incarnano i valori dell'integrità e della solidarietà. Clienti sbadati devono sperare di trovare camerieri come lui. Spesso, insomma, i clienti sono un po' distratti. Perché poi magari, non so, c'è tanto lavoro, c'è domenica, insomma la gente si è un po' più... capita che magari si distragga con i bambini o cosa e quindi capita sì ogni tanto sì. L'oggetto più prezioso che lei ha trovato? Telefonini di solito sì sono telefonini magari di ultima generazione.